L'incredibile storia delle impronte infuocate lasciate da un'anima dannata. Un cavaliere appartenente ad una delle più note famiglie di Firenze aveva una relazione extraconiugale con una nobildonna della stessa città. Il padre, venuto a conoscenza della cosa, ripetutamente ma invano, esortava il figlio a cambiar vita. Dopo qualche tempo, però, nel 1712, la donna si ammalò e in breve tempo morì, senza pentirsi del male fatto. L'amante rimase costernato per quella morte e non riusciva a rassegnarsi. Il padre, essendo in buoni rapporti con i preti della missione di San Vincenzo de Paoli, gli consigliò di partecipare ad un corso di esercizi spirituali per i laici che i suddetti padri tenevano nella loro casa religiosa di San Jacopo sull'Arno. Il giovane, per accontentare il pio genitore, accettò il consiglio e si recò per qualche giorno in quel luogo sacro, dove tutto invitava alla preghiera e alla meditazione. Le stanze usate dai preti della missione, come pure quelle occupate da coloro che vi partecipavano agli esercizi, oltre al letto, un armadietto e uno scrittoio, avevano anche un inginocchiatoio in legno e un quadro del crocifisso attaccato alla parete. Le immagini di Gesù crocifisso erano di carta incollata su tela, montata su un telaio di legno. Non erano quindi munite né di vetro né di cornice. La sera del primo giorno tutti i partecipanti erano scesi nel refettorio per la cena. Era assente solo quel signore. Il direttore degli esercizi, preoccupato, salì al piano di sopra, bussò alla porta della sua camera, ma nessuno rispondeva. Pensando che fosse successo qualcosa di grave, aprì la porta e vide la stanza piena di denso fumo. Credendo fosse un inizio di incendio, chiamò aiuto. Accorsero diverse persone. Diradandosi frattanto il fumo, notò che il cavaliere giaceva a riverso a terra, privo di sensi. Fu subito adagiato sul letto e poco dopo rinvenne. Intanto il direttore ispezionava attentamente la stanza per rendersi conto da dove provenisse il fumo. Grande però fu la sua sorpresa quando vide l'inginocchiatoio bruciato nel posto in cui si appoggiano le ginocchia ed i gomiti. Alzando poi gli occhi, scorse sul quadro del crocifisso appeso alla parete l'impronta di due mani roventi. Queste avevano bruciato nella parte inferiore del quadro raffigurante Gesù Cristo non solo la tela sulla quale era incollata l'immagine, ma anche il telaio di legno che fungeva da supporto. Non sapendosi dare spiegazioni, chiesero al cavaliere cosa fosse accaduto e questi raccontò che poco prima della cena, tra le fiamme, gli era apparsa l'amante dicendogli in tono irritato: «È per causa tua che io sono nell'inferno. Sta bene in guardia. Dio ha voluto
che io te ne dessi l'avviso e perché tu non abbia a dubitare della realtà della mia apparizione, te ne lascio il segno. Ciò detto, si inginocchiò al genuflesso Rio e toccò con le mani il quadro, lasciandovi le impronte di fuoco che ora vi si vedono. Fortemente scosso da questa apparizione e meditando sulla triste sorte della sua amante, l'uomo si convertì, vivendo santamente per il resto della sua vita. Poiché le famiglie dei due protagonisti erano bene in vista a Firenze, il superiore dei preti della missione di Casa San Jacopo, per riguardo al loro onore, cercò di occultare il fatto. Per questo motivo tenne presso di sé il quadro e l'inginocchiatoio. Quando, dopo poco tempo dai superiori fu trasferito a Napoli, portò con sé il quadro e venne redatta una testimonianza del fatto prodigioso di cui un certo padre Bernardo Giuseppe Scaramelli era stato testimone oculare. Tale dichiarazione è munita del sigillo della congregazione e recita testualmente: noi, Giuseppe Scaramelli, superiore della missione, affermiamo ed attestiamo di mano propria il soprascritto fatto come cosa sicura, e cioè in questa immagine si vedono due segni di mani intere con 5 dita per mano, una alla destra e l'altra alla sinistra, dei santissimi piedi del Salvatore, impressivi in modo stupendo da persona venuta dall'altro mondo, visibilmente a fuoco vivo, con applicare le proprie ardenti mani alla medesima immagine e così aver affondata la carta e la tela e bruciato anche la parte del telaio da ambedue le parti, con l'impressione dei due polsi delle stesse mani e dita aperte, con i segni evidentissimi del fuoco appiccato alla tela che ha toccato parimenti alla destra e alla sinistra l'una e l'altra gamba del Salvatore e che è rimasto impresso sulla tela stessa con segni evidenti. Nell'antica casa dei preti della missione di San Jacopo sull'Arno a Firenze, ora adibita a scuola, si addita ancora la camera detta del dannato. La casa fu espropriata dal governo italiano nel 1886 e fino a quel tempo la stanza dell'anima dannata era disabitata e incuteva paura per quelli che, conoscendo il fatto, la visitavano. Il quadro di Gesù crocifisso si trova tuttora a Napoli, presso la casa della missione, in via Vergini. La famiglia reale di Napoli ogni anno si recava ai Vergini perché i giovani principi, alla vista di quel quadro, imparassero a temere i castighi di Dio e ad evitare il male. Il 26 marzo del 1722 entrò nella casa dei Vergini a Napoli il giovane avvocato Alfonso Maria de Liguori con il suo amico e molti altri giovani per partecipare ad un corso di esercizi spirituali. Dopo la predica sull'inferno, tema consueto in un corso di esercizi spirituali, il predicatore mostrò ai partecipanti
il quadro di Gesù crocifisso con l'impronta delle mani roventi dell'anima dannata. Alfonso, che già da qualche tempo viveva una profonda crisi spirituale, fu talmente scosso a quella vista che decise in cuor suo di cambiare vita e di dedicarsi completamente al servizio di Dio.